ho deciso di vivere qua tutti i giorni dell'anno. Saltuariamente, quando necessita, si va giù in pianura per vari motivi, però bisogna essere presenti sul sito. Ma guarda, il problema è sostanzialmente uno, che la strada, pur essendo provinciale, non è mai stata pulita e non ci sono disponibilità, penso, economiche a questo punto. L'unico modo per raggiungerlo è dove abbiamo parcheggiato noi, presso la trattoria da Miet, perché poi lì ci sono i divieti, quindi l'unico mezzo sono la camminata, oppure c'è la fortuna di avere una motoslitta per la salita, non c'è altro da fare. E tutte le scorte, eccetera, vengono portate a piedi con lo zaino. Beh, mi sveglio al mattino, a volte a un orario, non so, 7, 7 e un quarto, al periodo invernale, adesso un po' prima. Mi alzo, apro la porta, guardo il termometro che gradazione c'è, ritorno dentro, mi metto le scarpe, ripristino il fuoco e dopo mi preparo la colazione. Quando nevica, la prima cosa, appena possibile, una volta che si esce, si cerca di fare un corridoio, un percorso, quello strettamente necessario per recuperare la legna oppure accendere il gruppo elettrogeno. Ho anche i pannelli, però quando i pannelli ricoperti non si può usufruirne subito, ci vuole a volte giorni prima di liberarli. Bisogna andare minimo dunque da Miete, rifugio Miete sul Monte Tomba, sono 6 km e 840 metri da qui, 6 km e 840 metri, perciò ci vuole 2 ore e mezza. Chi le porta le provviste? Beh, d'estate ci arrangiamo, generalmente è la moglie con lo zaino, non avendo contatto con le persone oppure anche con i stessi familiari, perché difficoltà di telefonia, ma soprattutto il distanziamento con le persone più care, perché difficoltà della strada impedisce a volte, più di una volta, a essere presenti, insomma. Perché riferendomi a quest'anno che ci state nevicate abbondanti in anticipo, a moglie per esempio oltre da fine novembre è arrivata il 22 dicembre e dopo il 3 marzo d'estate c'è abbastanza traffico, sì, adesso lo abbiamo un po' ridotto per vari motivi, per certa, come si dice, arroganza, maleducazione delle persone, ora ho ridotto un po' di più, molto, perché sono abbastanza severo, perché purtroppo mi dicono che siamo in montagna e possono essere liberi a fare quello che vuole, qui no, in Maglia Archeseto non si fa quello che si vuole. Il legame è che averla acquistata, aver fatto sacrifici enormi per progredire ha portato a fare anche questa scelta.